Perché organizzare manifestazioni a favore di una mobilità diversa per la città? Noi come FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, siamo convinti che sia il futuro, come si sta dimostrando in tante altre città straniere e italiane. Cioè muoversi con mezzi intanto che fanno bene alla salute, quindi muoversi a piedi, muoversi in bicicletta, muoversi con i mezzi pubblici e cercare di togliere spazio ai mezzi motorizzati che sono comodi, però ci hanno anche tanto conquistato a nostro discapito tanti spazi della città e poi vabbè, senza parlare dell'inquinamento e del rumore. Quale sarebbe lei la prima cosa che farebbe per facilitare l'utilizzo delle bici a Chiavari? Sicuramente le piste ciclabili, perché a parte il lungo Entella andiamo un po' sul lungomare ogni tanto con la bici, poi vedo che le biciclette sono dei pericoli pubblici per la strada, cioè veramente lì bisogna lavorarci molto. Come mai ha deciso di partecipare a questa manifestazione? Beh, piaceva l'idea di venire a girare per la città in bicicletta con poche macchine, eccetera, insomma, motivo per gustarsi la città. Lei crede che sia possibile una mobilità diversa a Chiavari? Ci speriamo, dai, ci si spera. Crede che servano più piste ciclabili a Chiavari? Direi proprio di sì, perché Chiavari è assolutamente assente questo argomento e dunque sì, penso di sì, perché troppe macchine e le bici sarebbero un bel modo di spostarsi in città. Qual è l'importanza di questo tipo di manifestazioni a Chiavari? Sono importanti soprattutto per i bambini, per sensibilizzarli, per farli appassionare anche all'uso della bicicletta in città, che è una cosa meravigliosa. Cosa offre Chiavari per i ciclisti? Insomma, in centro è più difficile perché mancano le piste, c'è la parte del lungo Entella, ci sono delle zone dove si può andare in bicicletta, al centro è già più complicato, speriamo che la situazione migliori.